Mister Allegretti, doveva essere una festa e festa è stata, bellissima vittoria, importante anche nei numeri contro la Nuova Sondrio, insomma si chiude con tanti sorrisi, una stagione direi molto importante per questa società. Assolutamente sì, è stata una degna chiusura con un risultato rotondo, al di là di come poi è venuto, perché poi è fin troppo rotondo per quello che si è visto in campo, ma la cosa più importante è aver chiuso nel miglior modo possibile, con tanta gente, tutti quanti o la maggior parte vestiti con gli indumenti del Chievo, quindi è stata sicuramente una bella festa che ricorderò per tanto tempo. Allora, diciamo subito, tanti protagonisti, insomma l'ultimo gol al giro di Gigi Turano lascia un po' così, tutti con il sudore sulle labbra, sappiamo che è un ragazzo di grande generosità, magari non ha quei colpi, è stata veramente una giornata così, insomma, si è visto un po' di tutto, dai. È stata una giornata di festa, al di là di Gigi che, come hai detto e condivido, è un elemento importantissimo a livello di gruppo e per quello che ha dato poi anche sul campo, soprattutto perché è arrivato nel momento poco dopo che sono arrivato io, quindi ha rappresentato un elemento che ha portato nuova linfa in un gruppo che ne aveva bisogno, ma ogni elemento della rosa è importante, quindi noi all'interno sappiamo che ci sono delle personalità importanti, ma ogni ragazzo rappresenta qualcosa di importante a livello di gruppi. Noi giochiamo molto anche sul prenderci in giro, tutte quelle cose sane che fanno sì che si possa star bene assieme e si possa raggiungere risultati. È chiaro che il risultato che tutti quanti avremmo voluto e probabilmente quello che meriterà o merita il Chievo è quello di andare più su in categoria, cosa che auguro assolutamente alla nuova proprietà. Ma la cosa più importante è avere un'identità. Nel complesso del campionato abbiamo vinto tanto e quelle volte che abbiamo perso non abbiamo mai mostrato il lato debole, subendo tanti gol o mostrando quella compattezza che secondo me deve essere alla base. È stata un'annata difficile, con grandi soddisfazioni, abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo lottato. Di sicuro i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, così come lo staff. Perciò insomma sono contento. Può essere un punto di partenza o ci sono ancora troppi interrogativi attorno a questa squadra, a questa società, mister? Ma non è difficile dirlo, è chiaro che poi dopo la cosa più importante secondo me è creare un'alchimia all'interno del gruppo dove tutti quanti si rispettano, perché tutti quanti hanno caratteristiche e caratteri diversi. Non è mai facile da zero creare qualcosa di positivo. La speranza è che si facciano le scelte giuste a livello di interpreti di squadra e che possano esprimersi al meglio e dare quello che sentono dentro, perché sono ragazzi che hanno tanto da dare.